Allora, buongiorno, buona mattinata a tutti. Tutto bene? Allora, siamo in diretta sia su TikTok che su YouTube. Ciao Sonia, buongiorno, buona mattinata. Ragazzi, fa freddo. Fa freddo, mi sono incappucciato. Ciao Virginia, buongiorno. Buona mattinata Virginia, buongiorno. Allora, cerchiamo di mettere al centro. Eccoci qua. Allora, siamo in diretta, dicevo, anche sul canale YouTube. Per tutti quelli che vogliono una mia consulenza solo su YouTube, ragazzi, lo sapete ormai. Ciao Raffaella, buongiorno. Allora, un attimo, solo devo prendere l'altro telefonino. Un attimo. Eccomi qua, ragazzi, solo un'oretta in mia compagnia, va bene? Un'oretta in mia compagnia. Tutti quelli che vogliono una lettura di carte solo sul canale YouTube Il Sandone di Avella. Solo così potete accedere al servizio gratuito. Allora, vediamo chi dobbiamo accontentare. Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Andiamo a salutare tutti quelli che entrano man mano sul canale YouTube. Ripeto, io cartomanzia in privato, su TikTok non ne faccio, lo sapete tutti. Però potete accedere al mio canale YouTube che si chiama Il Sandone di Avella. Siamo in diretta anche su YouTube. Su YouTube posso accontentarvi con una domanda gratis. Basta scrivere nel rullo, cioè nella chat di YouTube, iscrivetevi prima al mio canale, attivate la campanella delle notifiche e poi fate la vostra domanda gratuita e ci sarà una risposta, ok? Solo su YouTube, perché sono in diretta anche sul canale YouTube in questo momento, dove tutti potete accedere. Questo da oggi in poi saranno le mie regole, perché purtroppo TikTok la definisco una perdita di tempo e quindi preferisco lavorare sul canale YouTube, che è un canale molto serio. Tutto qua. TikTok non ti dà niente di niente,
bloccano le visualizzazioni a 200, 300, poi ci sono restrizioni, ma chi volete pigliare? Vi ho schifato. Sonia Pilato, buongiorno, buona giornata anche a te, buon di tutto, Gioia. Allora. Fa freddo, ragazzi, fa freddo, però va bene così, dai. Va bene così. Il freddo ci vuole. Giusy, buongiorno, buona mattinata Giusy, buongiorno, buon di tutto. Ripeto, siamo in diretta sul canale YouTube Il Sandone di Avella. Per consulti di cartomanzia gratuito, una domanda, una risposta, basta iscriversi al mio canale, basta attivare la campanella delle notifiche e potete fare la domanda gratuita scrivendo nella chat. Su YouTube, su TikTok non avete speranza. Ferrari Brunetto, buongiorno. In mia compagnia fino alle ore 12, va bene, un'oretta in mia compagnia. Buongiorno a tutti gli ammalati, a tutte le persone che non stanno dando bene. Vi auguro a voi una prestissima guarigione, col cuore ve lo dico, Lo sapete che io non mi piace raggirare a nessuno. Francesco, buongiorno, buona mattinata, Francesco. Caffa fritta, Francesco. A chi sta, a logo che si dice, caffa fritta. Luisa Maria Grazia, buongiorno, buona mattinata Luisa. Ragazzi, se volete una lettura di carte gratuita, potete venire in questo momento sul mio canale YouTube Il Sandone di Avella, lì facciamo consulti gratuiti. A Lecce fa fredda, vicino mare. Vicino mare fa molto più freddo. Ripeto, se volete un consulto di cartomanzia gratuito, basta accedere al mio canale YouTube che si chiama Il Sandone di Avella. Venite sul canale YouTube, in questo momento vi farò una lettura di carte gratuita. Ok? Siamo in diretta anche sul canale YouTube Il Sandone di Avella in questo momento, quindi potete accedere. Ciao Luisa Maria Grazia, sì, vai, iscriviti al mio canale, attivi la campanella delle notifiche e così puoi tranquillamente avere una lettura gratuita. Potete scrivere nella chat di YouTube, fare la vostra domanda, potete scrivere la vostra domanda da fare con la vostra data di nascita e io vi farò un consulto gratuito sul canale YouTube. Per consulti in privato completi, consulti completi senza limiti di tempo, è possibile fissare un appuntamento tramite WhatsApp. Vi ho dato questa possibilità, se la prendete a volo va bene, se no non ci sono problemi, ragazzi.
io mi affaccio per i miei fedelissimi follower che mi seguono. TikTok sto cercando di allontanarlo sempre di più, vi sto un pochettino informando che io sono in diretta anche in questo momento sul canale YouTube, ok? Basta accedere al mio canale YouTube Il Sandone di Avella e lì potete fare una domanda e ci sarà una risposta gratis alle vostre domande, solo su YouTube. User, buongiorno. Sì, questo è il mio numero di telefono. User. Diciamo che mi sto schifando su TikTok, perché TikTok è una perdita di tempo. TikTok non ti fa andare avanti con le visualizzazioni, tutti quelli lì che vedete che hanno milioni di visualizzazioni sono tutti comprati, quindi comprano le visualizzazioni, comprano i followers e fanno i belli. Siccome queste cose a me non mi piacciono, allora sto cercando di fare come ho sempre fatto, lavorare sul mio canale YouTube, perché YouTube è una piattaforma molto molto più seria. Che ne pensate? Mettiamo un po' di musichetta, ragazzi. In mia compagnia fino alle ore 12. Se volete una lettura di carte, accedete al mio canale YouTube Il Sandone di Avella, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella delle notifiche e fate la vostra domanda gratis.
Un caro abbraccio va per tutti coloro che ogni giorno seguono questa mia live. Vi ricordo che siamo in diretta anche sul canale YouTube Il Santone di Avella. Cartomanzia gratis solo sul canale YouTube. Basta accedere al mio canale YouTube in questo momento perché siamo in diretta anche lì. Il mio canale YouTube si chiama Il Santone di Avella. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e fate la vostra domanda, vi rispondo in tempo reale. Una domanda, una risposta. Solo sul canale YouTube, ok? Su TikTok non faccio consulti. Pirro e Elenita. Ciao Santone, posso se farti... Non ti prendo proprio in considerazione perché ormai siete schedati, siete persone inutili. Questa è la prova che TikTok è una piattaforma di merda. TikTok è una piattaforma di merda, non filtra i messaggi, possono accedere cani e porci. Questo è il motivo perché mi sono trasferito su YouTube. Avete capito adesso il motivo? TikTok è una piattaforma per la gente disumani. Silvia, buongiorno, buona mattinata. Antò, buongiorno. Allora andiamo a fare la lettura di carte a Imma. Ciao Imma 18390, Pesci e Claudio 221193. Ci sarà un ritorno, certo. Andiamo subito a controllare, carissima Imma. Posso sapere da quanto tempo è andato via?
così andiamo a darti una controllata maggiore. Grazie Antò, grazie. Un mesetto, va bene, ok. Gentilmente Imma mi scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. Sceglimi un mazzetto di carte, 1, 2 o 3 e andiamo a farti la tua lettura. Ok Antonella, grazie. Numero 3, va bene, andiamo a verificare se sta persona torna oppure no. Imma, allora ascolta, il ritorno ci sarà, io il ritorno lo vedo, però poi la domanda mi viene spontanea, ma ti conviene per tutto quello che ti ha fatto passare? Ci sta il ritorno, questa persona tornerà, ma ti conviene per tutto quello che ti ha fatto passare? Ormai voi donne siete diventate, come si dice, abitué ai maltrattamenti, perché io vedo che tu hai versato molte lacrime. Hai versato lacrime per questa persona e tu ci tieni ancora a questa persona e speri ancora che questa persona torni da te. Ma ok, comunque torna. Auguroni. Antonella dice: dopo mi dici cosa sei. No, Antonella, se vuoi una lettura di carte devi venire sul canale YouTube. Io sto facendo lettura di carte solo sul canale YouTube. Il canale YouTube si chiama Il Sandone di Avella. Vieni al mio canale, ti iscrivi, attivi la campanella delle notifiche, così ti arriverà la notifica per le prossime mie dirette. Ma su TikTok io non faccio assolutamente letture di carte gratis. Ok? Perché TikTok è semplicemente una piattaforma per i truffatori. Quindi non fa per me. Chi vuole una lettura di carte può venire in questo momento su YouTube, perché sono in diretta anche su YouTube. Su YouTube puoi scrivere nella chat una domanda, una risposta. Buongiorno Tina, buona mattinata a te, ben entrato in live, grazie. In mia compagnia fino alle ore 12. Se volete una lettura di carte gratis solo sul canale YouTube Il Sandone di Avella. Venite al mio canale YouTube Il Sandone di Avella, fate la vostra domanda, ci sarà la risposta. Iscrivetevi prima al mio canale e attivate la campanella delle notifiche. Ok Tina, puoi venire, vieni sul canale YouTube, attivi la campanella delle notifiche, iscriviti al mio canale, fai la domanda, ti darò la risposta. Siamo qui per leggere le carte sul canale YouTube, però su TikTok io non faccio letture di carte perché la ritengo una piattaforma esclusivamente per i truffatori.
quindi non fa per me. Ci sto perché ci sono i miei follower che mi seguono, ma credetemi, sto schifando TikTok. TikTok è per i millantatori, per quelli che comprano i follower, per quelli che comprano le visualizzazioni, e TikTok li ammette. Quindi di che vogliamo parlare? Ma di che vogliamo parlare? Sì, Tino, ormai è saltato, ormai è una piattaforma che se non vedono quello che devono fare non porta da nessuna parte, porta solo guai, problemi e truffe. Buongiorno Carmen, buona mattinata anche a te. Salutiamo Antonella anche su YouTube. Buongiorno, sono Antonella. Ciao Antonella, buongiorno. Puoi fare la tua domanda, ci sarà la risposta tranquillamente. Su YouTube puoi chiedere tutto quello che vuoi. Attivi la campanella, Antonella, così ti arriva la notifica quando sarò in diretta per la prossima occasione. Iscriviti al canale, almeno permettete che faccio crescere il mio canale YouTube. È mio, però il mio canale YouTube allora, che mi dice su di me, sull'amore? Mi devi fare la domanda precisa, la tua età, il tuo segno zodiacale, Antonella, e se c'è un compagno mi devi dare anche la data del compagno. Ah, ok, quindi la domanda precisa è se trovi una compagnia. Nata il 26, il 73. Vediamo subito. Carmen, devi venire su YouTube per fare la domanda. Solo sul canale YouTube faccio letture di carte, su TikTok io letture di carte non ne faccio. Su YouTube puoi venire, puoi iscriverti e puoi fare la domanda che vuoi. Ok, sono in diretta anche su YouTube in questo momento. Sì, puoi venire. Antonella, sceglimi un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3, grazie. Aspettiamo Antonella che dice. Numero 3, perfetto Antonella, vediamo se trovi l'anima gemella. Oggi trovare l'amore è molto difficile, sapete perché? Perché pensano tutta la stessa cosa, pensano sulla ciaccarella, non pensano all'innamoramento. Sì, Antonella, allora ascoltami bene, ti dico una cosa importante perché io leggo le carte, purtroppo non mi piace aggiungere niente e togliere niente. Incontrerai la persona adatta. Sta qua, vedi? Indossa un tipo di divisa, vedi? Sta qua. Allora, tu incontrerai una persona che non conosci ancora, che indossa un tipo di divisa e nascerà tra di voi una storia. Parliamo di storia, poi il seguito poi man mano si andrà a vedere. Quindi questa persona tu la incontrerai entro e non oltre la metà di marzo, va bene? Auguri Antonella, tanta felicità, tanta felicità. Ecco qua, prego, figurati, tu lo sai che io quando faccio letture di carte ci metto sempre la faccia, quindi so quel che dico, va bene? Allora,
Vediamo se c'è qualcun altro che vuole chiedere qualcosa. In mia compagnia fino alle ore 12. Canale YouTube Il Sandone di Avella, venite qui sul canale YouTube, in questo momento sto in diretta su YouTube e potete fare la domanda che volete solo sul canale YouTube. Ecco qua, andiamo a rispondere a Venusia. Buongiorno maestro, potrebbe verificare se avrò una ripresa dal punto di vista economico? Michele, 33 anni, bilancia. Sì, Michele, ti vado subito a verificare se ci sarà una ripresa economica, come no. Allora, Michele, mi devi scegliere un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3. Scegli il mazzo di carte e ti accontento subito. Allora, aspettiamo Michele che sceglie il mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3, il 2, perfetto. Andiamo a verificare. Sì, Michele, ti faccio vedere le carte uno per uno, così ti rendi conto. Allora, economicamente vedo una ripresa, eccola qua, vedi? La carta della ripresa, quindi denaro, vedi? Denaro, il trionfo, vedi qui c'è scritto trionfo, e la carta dell'angelo. L'angelo sta a indicare cammino positivo, quindi ci sarà una ripresa. Io dico che dopo il mese di maggio tu avrai modo di vedere la luce. Auguroni. Allora, Tina Montella, maestro, sono Tina 020177, vorrei sapere qualcosa su di me in amore. No, qualcosa non esiste, Tina. Mi devi fare una domanda precisa. Cosa vuoi sapere? Se trovi un nuovo amore? Grazie a te, Michele. Tina, mi dai la conferma? Vuoi sapere se trovi un nuovo amore? Perché la domanda vorrei sapere qualcosa su di me in amore non esiste, non esiste. Mi devi fare una domanda precisa. Vediamo Tina cosa risponde. E Tina non risponde, fa niente, non fa niente. Allora, Giusy, io cartomanzia su TikTok non ne faccio, deve venire sul canale YouTube. In questo momento sto in diretta anche su YouTube. Il mio canale YouTube si chiama Il Sandone di Avella. Vieni sul canale YouTube, ti iscrivi al mio canale, attivi la campanella delle notifiche e mi fai la domanda. E io ti apro le carte sulla domanda che mi fai. Grazie. Tina, scritta la domanda è scappata, no, non mi risponde più e si è perso il consulto.
ciao, ti sto guardando il live, buongiorno. Buongiorno. Posso parlare oppure ti posso richiamare dopo? Ma da dove mi stai guardando tu? Ti sto guardando dal telefonino, da TikTok, mi sembra che. Ho capito. Allora, Adesso hai gli occhiali da vista, c'hai un maglione nero. sì, devi venire. Il numero tuo qui davanti. Sì, puoi fare la domanda sul mio canale YouTube, perché io faccio consulti su YouTube. Ma io non sono tanto tecnico, comunque la domanda te la posso fare a voce. Io ho avuto un problema con la morte di mio fratello. Sì. E vorrei sapere, dopo tanto che stiamo lottando, se mi rimane la casa, perché mi hanno un po' aggredito. Ecco. Le aziende di recupero. Se sì. tu mi puoi vedere. Andiamo, mi dai la tua data di nascita? 6/3/1958. Scegli un mazzo di carte 1, 2, 3. 1. Numero 1, come no? Hai detto che ti chiami? Claudio. Allora, le carte mi dicono che non perderai la casa. Mi esce la ruota della fortuna con un accordo, nel senso che ti daranno la possibilità di venire ad un accordo e di sistemare il tutto. Sì, questo l'abbiamo lanciato, in effetti. Noi abbiamo mandato dal nostro avvocato un accordo, e ora aspettiamo la loro risposta. Quindi, no, andrà bene, ti daranno questa possibilità. Grazie mille di avermi accettato. Ma figurati, ti auguro una buona giornata. Sai quanto piacere, poi prendo il tuo numero che parliamo magari da vicino anche per altre cosine. Va bene. Come devo fare per il pagamento? Sempre tramite WhatsApp mi fissi un appuntamento quando vuoi, non è un problema. Grazie infinito. Buona giornata, arrivederci. Un abbraccione, grazie a te, grazie. Allora, in mia compagnia fino alle ore 12, ripeto, consulti solo ed esclusivamente su YouTube. Basta fare una domanda, il vostro segno zodiacale, la vostra età e io vi accontento subito. Solo sul canale YouTube che si chiama Il Sandone di Avella. Su TikTok non faccio letture di carte perché la ritengo una piattaforma di perdita di tempo. Su TikTok c'hanno sta sulle scema, quelli che fanno video a scemenza. Persone serie non ci possono stare. Oppure ci possono stare i cartomanti casalink, quelli lì che in una maniera enata vanno a fare fessa e vi devono rubare i soldi. Perciò io mi estrai da questa situazione e mi sono spostato su YouTube. Le mie dirette contemporaneamente con TikTok vengono fatte anche su YouTube. Infatti, se volete una lettura di carte gratis, potete accedere al mio canale in questo momento, al mio canale YouTube che si chiama Il Sandone di Avella, e potete fare tutte le domande che volete gratuitamente. Per consulti in privato invece bisogna accedere al mio WhatsApp, al mio numero di telefono che vedete in alto, e potete avere la possibilità di avere un appuntamento con il sottoscritto.
Ma hai scritto e sei scappata perché ti ho chiesto, carissima Tina, ti ho chiesto di farmi una domanda precisa perché tu mi chiedi, maestro, sono Tina, vorrei sapere qualcosa in amore. Cosa vuol dire qualcosa in amore? Allora, devi fare una domanda precisa. Vuoi sapere in amore se trovi la persona giusta? Ok. Non è che tu vieni, scrivi e scappi su TikTok. Sei malata di TikTok, statene su TikTok. Nessuno ti obbliga, assolutamente. Se sei una malata di TikTok, statene con TikTok. No, io rispondo subito, non è nessun tipo di problema. Ormai avete preso una patologia, la vostra è una patologia, ormai TikTok vi ha catturati, TikTok ormai vi ha rubato il cervello, quindi voi senza TikTok non sapete stare, ve lo dice il Sandoni di Avella. Allora Tina, voglio sapere cosa vuoi sapere tu. In amore, se trovi un nuovo compagno, fammi capire, così non so cosa devo chiedere alle carte. Anna, buongiorno. Ah, ecco, se trovi un nuovo compagno. La tua data di nascita è 020177. Ok, devi scegliere un mazzo di carte, Tina, 1, 2 o 3 e aspetti che ti rispondo. Scegli il mazzo di carte, Tina. Numero 1 per Tina, perfetto. Andiamo a verificare se trovi un compagno. Perfetto. Allora Tina, tu hai passato dei brutti momenti, perché io vedo che tu sei una persona talmente buona, talmente brava, che pensi che tutti siano come te. Ti sei sempre fidato di persone sbagliate, quindi tu devi mettere un pochettino la testa a posto, devi ragionare, cioè devi imparare a ragionare col cervello, perché se tu ragioni col cuore, il cuore ti combina solo guai. Quindi tu incontrerai la persona giusta, eccola qua, vedi? La carta della coppia sta a indicare l'amore, un nuovo amore. La luna, ecco qua, segnale di positività in amore in arrivo, con il successo. Tutto ciò è in arrivo, non è lontano, vedi? Tu conoscerai una persona nuova che la incontrerai tutto il mese entrante, ok? Però fa attenzione questa volta, non pensare che tutto sia un vero amore, perché si inizia sempre con una storia con cattivi pensieri in testa, capisci a me? Perciò fa attenzione, va bene? Lo sai bene, perfetto, mi fa piacere che tu lo sai bene. Prego, figurati, non è un problema. L'importante è fare le domande precise, perché se non mi fate le domande precise, io non so che chiedervi, che domandarvi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Signore, mi dimenticate come si chiama?
Non sapete nemmeno come mi chiamo. Prima che venite, poi vi buttate subito con la testa. No. Ormai siete carte conosciute. Aspettate, io non vado da nessuna parte. Sì. Solo a voi. Sì, No, come vi no. giuro. Vi giuro, perché... Signora, se volete un consulto gratis dovete venire su YouTube, sul canale YouTube, e dovete scrivere nella chat. Non lo so fare. Andate su YouTube e cercate il Sandone di Avella, sto in diretta. Grazie. Prego, e che licca culo che siete, mamma mia, che licca culo. Mamma mia. Mamma Carmine, va giù schifato proprio. Non sanno nemmeno come uno si chiama, come avere uno, fatevi le carte, ma almeno vedete come si chiama che è la persona, almeno imparate almeno il mio nome. Non è come aprite uno che carta a mano, subito chiamate, andatevi a curare, voi non state bene. Su TikTok vi ha rovinato questo TikTok. Allora, Tina, mi scuso per prima, ma non so usare tanto il telefono è la prima volta. Non ti preoccupare, Tina. L'importante è che ci sei riuscita. L'importante è che ci sei riuscita. Ah, che schifo. L'umanità è uno schifo. È una vergogna. Io perciò ho schifato TikTok. Proprio per questo motivo che io non faccio più letture di carte su TikTok, perché siete una marmaglia, non capite un cazzo, per voi l'uno vale l'altro, quindi per voi basta che vi fanno la lettura di carte gratis. Ci sto, ve la voglio fare pure, ma dovete venire su YouTube, almeno faccio crescere il mio canale su YouTube. Su YouTube è gratis, potete fare tutte le domande che volete. Il mio canale YouTube si chiama Il Sandone di Avella. Venite sul mio canale YouTube, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella delle notifiche e fatemi tutte le domande che volete. Ma io non sono una perdita di tempo per voi. Non sono una perdita di tempo per nessuno. Chi vuole avere a che fare con me fa come dico io, se no fatevi il giro. A quest'ora ci stanno un sacco di casalinghe che carta ma chi fa il carta in coppa tavola della cucina, chi fa il carta in da stanzietta, chi fa il carta in doces, quindi affidatevi a loro, affidatevi a queste persone. Io vi avrei anche accontentato su YouTube per farvi la lettura di carte, ma non ve lo meritate. Come vedete, non sapete nemmeno come mi chiamo. Bella e buona telefonata, voglio sapere. Non siete educati. Quindi a me farvi la lettura di carte gratis su TikTok, ma che cacchio me ne frega, perché non siete persone educate. Siete mal educati. Ok? Quindi per me su TikTok c'è solo marmaglia, si salvano poche persone serie, il resto siete una marmaglia e gente che chiamate senza sapere nemmeno io come mi chiamo, basta che vedete uno che carta a mano, fanno bene a truffarvi, fanno bene a farvelo così, perché non meritate le persone serie come me. Voi meritate solo i truffatori.
che si può. Mary, devi venire sul canale YouTube Il Sandone di Avella. Vieni su YouTube e scrivi la tua domanda, ci sarà la risposta. Solo sul canale YouTube. Su TikTok non faccio lettura di carte. Buongiorno anche a Russo Giuseppino, buongiorno. Abbiamo ancora 5 minuti a disposizione, dopodiché ci salutiamo e ci vediamo oggi pomeriggio. 5 minuti disponibili, forza. Sei entrato, adesso devi scrivere nella chat di TikTok, di YouTube. Scrivi nella chat di YouTube, fai la domanda, la tua età, il tuo segno zodiacale e ci sarà la risposta. Vediamo se l'amica scrive. Non è vero niente, non è entrato da nessuna parte. Non è entrato da nessuna parte. Toina, non faccio consulti su TikTok, solo su YouTube. In questo momento se vieni su YouTube scrivi la domanda e ci sarà la risposta. Non è vero niente, Mary non ha traso da nessuna parte, Mary è solo una bugiarda. Ma io le cose ve le dico in faccia, io le cose non ve le mando a dire, ve le dico in faccia. Sei bugiarda. Tutto qua. Sei bugiarda. Sei entrata, se non scrivi come faccio io a farti una lettura di carte? Se tu non scrivi nella chat di YouTube, devi scrivere la tua età, il tuo segno zodiacale e la tua domanda da fare. Se non lo fai vuol dire che tu non sei entrato. È così facile. Lascia stare, Mary, vai da qualcun altro, vai, c'è qualcun altro in giro, ce ne stanno tanti, ci stanno le casalinghe cartomanti, chiama loro, ti accontentano, stai tranquillo, non perdere tempo appresso a me. Bene, allora ci salutiamo qui, noi ci rinnoviamo l'appuntamento per questo pomeriggio, alle ore 16 sarò di nuovo in live con voi, buongiorno Anna Rita. Alle ore 16 di nuovo in diretta con il Sandone di Avella su TikTok, contemporaneamente anche sul canale YouTube. Letture di carte le faccio solo ed esclusivamente sul canale YouTube, non su TikTok. Va bene? Salutiamo anche a te Francesca, buongiorno, che scrivi su YouTube. Io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento per questo pomeriggio alle ore 16. Ok? Un abbraccio di luce a tutti.